Freddo in arrivo, aperto un dormitorio in più a Treviso per i senza tetto a rischio assideramento. Intanto il fenomeno si allarga anche per la presenza dei migranti che hanno ottenuto lo status di rifugiato e si trovano paradossalmente per strada. Poco più di una settimana al voto delle politiche del 4 marzo, rush finale di liste e partiti, mentre confusione e incertezza regnano tra gli elettori. Una sbandata per evitare un gatto sarebbe questa, secondo l'autista, la causa dell'incidente nel quale ieri lo scuolabus si è schiantato contro l'edificio a Motta di Livenza. L'imprenditore di Borso del Grappa denunciato dalla polizia è stato sorpreso a rubare bistecche in un supermercato a Bassano del Grappa. Aperto oggi a Treviso, Moxa Store, il primo negozio in provincia a vendere prodotti a base di cannabis, tutto a norma di legge, ma dibattito e polemiche sono dietro l'angolo. Non solo l'arme invecchiamento della marca trevigiana, c'è chi come Casale sul Sile ha il record di minorenni in rapporto alla popolazione. Nuova tappa del nostro viaggio tra gli oggetti legati alla Grande Guerra, come la croce di un soldato austriaco trovata dove gli italiani avevano allestito un ospedale da campo a Villorba. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali torna a parlare del freddo in arrivo. Oggi solo una tregua con il sole e un rialzo delle temperature, ma come già dicevamo ieri il grande freddo è in arrivo ed è in arrivo a partire da domani e quindi c'è tra le varie emergenze da risolvere, da tamponare anche quella dei senza tetto, e quindi a Treviso è tutto pronto per ospitare i senza dimora, con l'apertura anche di un dormitorio solo per questa emergenza. Intanto quella dei senza dimora è un fenomeno che si sta allargando anche per la presenza sempre più costante dei cosiddetti profughi che hanno ottenuto lo status di rifugiati e per questo paradossalmente si trovano per strada. La tregua era prevista con una giornata mite prima del freddo siberiano, ma l'allerta diramata oggi dalla Protezione Civile regionale conferma l'arrivo da domani dell'ondata di gelo. Problema non solo per strade e viabilità. A Treviso tutto è predisposto per dare un pasto caldo ed un luogo dove dormire ai senza tetto a rischio assideramento. In mattinata aprirà proprio per fronteggiare questa emergenza una struttura in più con 15 posti gestita dalla comunità di Sant'Egidio e dalla parrocchia di San Martino Urbano. Nessuno, dice il vice sindaco Grigoletto, rimarrà fuori, ma la lista dei senza tetto si sta allungando sempre di più. Certo che il problema è un problema sempre più impellente, perché la lista della cosiddetta marginalità estrema si allunga sempre di più. Abbiamo anche da rispondere a coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato politico, il che significa che hanno il diritto di rimanere qui. E Treviso, aggiunge, non può farsi carico da solo di questa situazione. Noi abbiamo già chiesto a tutti gli altri comuni di collaborare e di concorrere e rinnoveremo anche nei prossimi giorni questo appello, e concretamente l'idea che noi abbiamo è quella di chiedere ad ogni comune, anche a quelli che non accolgono, di mettere una quota parte del proprio bilancio e insieme concorrere per trovare in diversi posti della provincia dei luoghi dove ospitare queste persone. Persone, spiega, che non hanno un riparo né un pasto, ma che hanno diritto a rimanere da noi. A questi si aggiungono gli italiani, in gran parte uomini, che hanno divorziato e che hanno perso il lavoro per la crisi. E la lista della marginalità estrema è destinata ad aumentare, ma oggi è stata una giornata particolare al dormitorio di via Pasubio, dove sono ospitati i senza tetto. Da progetto comunale sarebbero 20, ma come cooperativa da 2 mesi abbiamo deciso di aggiungere questi 2 posti date le temperature atmosferiche. Oggi il dormitorio è stato aperto anche di giorno per avvicinare la comunità, molti i volontari che hanno dato il proprio contributo. Oggi con gli ospiti del dormitorio, con i volontari e chi avrà voglia di unirsi, proviamo a dipingere le camere. E poi alle 18 abbiamo la fortuna di ospitare Erika Boschiero, che si esibirà in concerto proprio qui dentro. Torniamo a parlare adesso dell'incidente di ieri a Motta di Livenza, lo schianto dello scuolabus contro un edificio, un incidente causato, a sentire la ricostruzione dell'autista protagonista di questa sbandata, da un gatto che attraversava la strada.
Stanno meglio i piccoli rimasti coinvolti nell'incidente dello scuolabus ieri a Motta di Livenza. I 4 piccoli rimasti feriti leggermente sono stati medicati e poi dimessi. Ferita anche l'accompagnatrice e l'autista del pulmino. L'uomo, secondo quanto avrebbe riferito alle forze dell'ordine intervenute sul posto, avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare un animale, forse un gatto, che all'improvviso ha attraversato la strada. Lo scuolabus si è schiantato contro il muro di una casa. Il mezzo ha letteralmente sfondato la parete dell'abitazione. I piccoli erano tutti assicurati con le cinture, sono stati fatti scendere immediatamente dal bus e portati al caldo all'interno della stessa casa danneggiata dall'incidente. Gli altri bimbi invece rimasti contusi sono stati affidati alle cure dei medici dell'ospedale. Tanta la paura per i genitori accorsi sul luogo del sinistro. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri. Ed ora una vicenda che a oltre un anno dal suo inizio continua a far discutere e passa attraverso ovviamente la cronaca giudiziaria, perché dall'incidente probatorio e dall'esame dei periti le prime conferme sulle accuse all'operato della operatrice sanitaria Emanuela Petrillo, il caso Vaccini. Solo 14 pazienti su 100, tra quelli sottoposti al vaccino esavalente da Emanuela Petrillo, risulterebbero avere il sangue immunizzato. Sarebbe la prima conferma dell'accusa rivolta all'operatrice sanitaria. Insomma, non avrebbe effettuato le vaccinazioni sulla maggior parte dei bambini e adulti a cui doveva somministrare il siero. Risultato emerso dall'incidente probatorio svoltosi lo scorso 20 novembre. La procura di Udine, ricordiamo, ha indagato la Petrillo per peculato, falso ed omissioni in atti d'ufficio. Diversa la posizione del legale dell'operatrice, l'avvocato Paolo Salandin, che avrebbe già contestato questi risultati. In caso di rinvio a giudizio legale ha già annunciato l'intenzione di scegliere il dibattimento contando sulla testimonianza a favore della donna di alcuni colleghi. Ora parliamo della politica, perché mancano 8 giorni e fra poco ne mancheranno solo 7 al voto del 4 marzo, appuntamento elettorale dopo una campagna elettorale caratterizzata da polemiche e attacchi, ma mentre inizia il rush finale di liste e partiti e sta per iniziare l'ultima settimana di battaglia, c'è un elettorato, almeno nel Trevigiano, molto diviso sulle urne. Sinceramente no, ancora mi devo decidere. Ci penserò gli ultimi giorni perché ancora non mi sono attivato. La questione degli indecisi è questa la battaglia più importante che i partiti si giocheranno nell'ultima settimana di campagna elettorale. Rush finale prima dell'apertura delle urne di domenica 4 marzo. Un vortice sempre più fitto di dichiarazioni, interviste e proclami, che rischia però di essere solo un elenco di problemi con soluzioni improbabili e velleitarie, come lo ha definito Maria Cristina Piovesana, numero 1 di Un'Industria Treviso, secondo cui la classe politica è capace solo di lusinghe elettorali. Lusinghe e promesse tra cui gli elettori devono districarsi, sempre che poi a subire un inevitabile calo del desiderio non sia l'elettore stesso. No, non vado a votare. Un po' tutti i partiti mi lasciano perplesso, le proposte sono abbastanza irrealizzabili. Non so neanche se andrò a votare, onestamente. No, decisissimo, sono sempre stato deciso, sono deciso, più che mai deciso. Pochi quelli già con le idee chiare. Beh, guardi, vi vedo persone che mi piace tantissimo, veramente, per la mia età. Sì, ho già deciso io, sì. Sì, tranquillo. Piuttosto di non votare, io preferisco votare e tapparmi anche il naso. Casomai, se fa presto, buttarli su. Se che sei votazione da farle dopo quanto? Una settimana? E chi sulle spalle può vantare qualche primavera in più degli altri prova a dare i voti anche alla campagna elettorale, giocata a colpi di click e di telecomandi. Molto moscia, spenta proprio, fatta solo di comparsate in televisione. È una perdita di tempo dove tutti litigano contro tutti. Cosa vuole che le dica? È sempre il solito gioco della politica, ognuno si gioca le carte come se ne può giocare. Ne ha accennato il servizio precedente il tema delle imprese, il monito di Maria Cristina Piovesana, e c'è proprio il tema delle imprese anche e soprattutto dopo questo duro monito lanciato ieri dal presidente di Un'Industria, tra i temi di alcune delle liste che sono in campo per il 4 marzo, monito al quale ad esempio la lista di destra Italia agli Italiani risponde così. Lo Stato crea i presupposti affinché un'azienda debba per forza di cose o chiude o se ne va all'estero. Le leggi sono assurde, le tasse sono incredibilmente alte,
gli orpelli burocratici sono talmente elevati, talmente scandalosamente complessi che uno veramente chiude la porta e se ne va via. Ripensare a una nuova strada per le imprese, dalle piccole alle grandi realtà, e non solo dell'industria ma anche dell'artigianato e del commercio. C'è anche questa priorità tra i punti chiave di Italia agli italiani. Insomma, per il movimento di destra che riunisce Forza Nuova e Fiamma Tricolore per l'appuntamento del 4 marzo, non ci sono solo i temi già affrontati più volte della sicurezza, dell'immigrazione incontrollata e dell'aiuto alle famiglie italiane in crisi. La volontà è quella di cambiare un rapporto Stato-imprese che ora come ora non va. Mette in condizioni chi ha intenzione di mettere un'industria di non farlo lavorare. Infatti le industrie vediamo che se ne stanno andando all'estero. E connesso a questo c'è anche un altro ostacolo che mette in crisi il sistema, la lentezza del pachiderma giustizia. Quando uno ha una causa dura anni e anni, uno fa tempo di diventare vecchio, prima di vedere una sentenza. Queste sono cose che in Europa non dovrebbero succedere. Altro tema importante, agricoltura e ambiente sono i due punti focali sui quali si è concentrata oggi un'altra lista in campo il 4 marzo, stavolta di sinistra, potere al popolo. L'obiettivo è semplice, 1 milione di voti in tutta Italia. Ci stiamo molto avvicinando. Obiettivo ambizioso, ma la sfida di potere al popolo è lanciata da tempo. Una corsa verso il 4 marzo che non si ferma perché si sente investito dai veri valori della sinistra. Anche in Veneto, dopo la raccolta firme, dopo il gravissimo silenzio nei confronti della lista, la lista sta avvicinando molti giovani, è una lista che fa simpatia soprattutto per il programma. E tra i punti del programma c'è un'attenzione particolare ai temi dell'agricoltura e dell'ambiente. Oggi ci siamo confrontati su una gravissima priorità in Veneto che è l'ambiente e l'agricoltura. Qui a Treviso, con un esponente del Comitato Nazionale contro il CETA, che è il trattato Europa-America, e poi c'è il trattato Europa-Canada. Se passassero questi trattati saremmo invasi da cibo spazzatura, avremmo norme sull'ambiente e sull'ecologia molto peggiori. Per questo, dice Schiavon, sosteniamo una campagna per l'agricoltura di qualità e per difendere questa qualità dobbiamo prevedere una fiscalità differente. Altro punto focale, l'ambiente. Abbiamo un problema gravissimo di inquinamento. Le indagini epidemiologiche dicono che aumentano i tumori, aumenta la percentuale anche tra i bambini in età scolare, ci sono problemi di aria, ci sono problemi di inquinamento dell'acqua, pensiamo ai PFAS. Queste sono delle priorità fondamentali. Ieri sera invece a 20:10 tra i temi trattati anche quello delle coppie di fatto e delle adozioni gay. Protagonisti del dibattito acceso, il candidato di Liberi e Uguali Said Kaibi e quello del Popolo della Famiglia, Lorenzo Damiano. Sentiamo un estratto di questo dibattito. Ci sono migliaia di coppie di donne e uomini sposati o non sposati, conviventi, che sono in attesa per avere questi bambini. Quindi la precedenza per le adozioni va a una mamma e un papà, che è la cosa più la prevede anche la Costituzione. Quindi prima di cambiare le regole bisogna cambiare la Costituzione, ma bisogna chiedere agli italiani se sono d'accordo, perché quando la sinistra ha cercato di cambiare la Costituzione, il referendum che cosa ha fatto? Agli italiani ha detto di no. Dicembre, cioè quindi potrebbe essere un referendum per eventualmente fare questa modifica in Costituzione del riconoscimento del matrimonio, quindi assolutamente guardi, io sono assolutamente d'accordo, si intraprendere anche un percorso. Adozioni per le famiglie omosessuali, sì o no? Si potrebbe fare un referendum su questo o decide la politica? Se noi oggi dessimo ogni tanto la possibilità al nostro popolo di votare su alcuni temi, forse la risposta non è quella dei mainstream, del sistema mediatico, del sistema politico, forse la risposta è un'altra, è una risposta di buon senso. Oggi devo farvi una confessione: quando voi andate nelle scuole a parlare con i genitori, a incontrare i bambini, a incontrare gli educatori, vi renderete conto che il mondo dell'infanzia è totalmente cambiato e già oggi esistono famiglie arcobaleno che non vengono riconosciute per una questione di tutela, persone dello stesso sesso, persone con orientamenti sessuali differenti, con orientamenti sessuali che non sono quelli tradizionali e classici eterosessuali. Il punto però è
non mischiare il tema dell'affettività individuale delle persone con una questione dei diritti che riguarda le famiglie e i bambini. La maggior parte degli anni, di questi ultimi anni di governo, si è trattato solo questi argomenti e dell'economia non si è occupato nessuno, di cui il Presidente del Senato è l'attuale Presidente di Liberi e Uguali. Quindi voglio dire, non si può credere a coloro o a colui il quale della famiglia non se n'è mai interessato nulla. E adesso all'improvviso si posso dire una cosa, Pietro Grasso è una delle poche persone che oggi si candidano con un ruolo di leadership che invece hanno avuto a che fare con le famiglie, e dopo con le famiglie delle cosche calabresi, delle cosche mafiose, con le cosche di Cosa Nostra. Questa è la storia politica di Pietro Grasso. Sono pronti a fare il ritorno con Renzi e Lorenzini, ma ritroveremo lei con la Lorenzin. Dall'acceso dibattito torniamo in centro a Treviso e a un'apertura di un negozio che farà certamente discutere. La legge, diciamo, che è passata al dicembre 2016, era da un pochino che cercavo di capire come potesse funzionare questo nuovo mercato. Dal momento che c'è stata la possibilità abbiamo detto perché no. Infiorescenza di canna passativa rigorosamente da collezione dai nomi suggestivi All Green, Toro Scatenato, Primo Brown, numero 1. A breve anche cristalli di cannabidolo e liquidi per sigarette elettroniche. Signore e signori, anche Treviso la Marca hanno il loro Cannabis Store. Tutto legale, tutto in regola, anche se destinato inevitabilmente ad attrarre, oltre alla curiosità, un certo dibattito. Questa appunto è anche una bella sfida, perché questo negozio appunto vende prodotti di canapa light legale al 100% che sono tollerati dalla legge italiana, è il primo nella Marca. Apertura in centro, la sfida è raccolta. D'altronde a Venezia solo un mese fa un negozio del tutto simile provocò reazioni roboanti. Ma la chiusura temporanea allora fu dovuta a una mancata licenza sui prodotti alimentari, che qui non vengono venduti. Canapa light legale al 100%, quali infiorescenze attualmente disponibili, e prossimamente arriveranno degli altri prodotti come i cristalli di CBD, i liquidi per le sigarette, gli oli. Si tratta di canapa industriale certificata, scelta e curata tra le 52 varietà iscritte al registro della Comunità Europea e con un valore di THC, il principio attivo della cannabis, entro i limiti di legge. Una pianta di cannabis regolare può aggirarsi intorno al 15% di THC fino ad arrivare al 21, al 25%, quindi sono valori molto alti ed ha un effetto, diciamo, molto intenso a livello cerebrale. Qui invece parliamo di canapa industriale, il limite consentito dalla legge italiana è dello 0,6, noi essendo produttori quello è il tetto massimo dove possiamo appunto arrivare. Insomma, al bancone arriva ciò che è stato attentamente testato. Noi dopo ogni raccolto prendiamo dei test a campioni, li inviamo a dei laboratori accreditati, i quali ci danno delle analisi, ovvero i valori reali del THC e del CBD all'interno della pianta. Quindi ogni prodotto che noi commercializziamo e diamo a commercianti per poterli vendere nelle loro attività commerciali vengono forniti di analisi di laboratorio. Dibattito aperto e ora curiosità per come proseguirà l'avventura, con o senza strascichi polemici. La cronaca adesso ci riporta a Borso del Grappa, è un imprenditore che viene sorpreso, e tra la sorpresa generale di tutti, in un supermercato a rubare bistecche. Ad incastrarlo, per così dire, è stato un dettaglio l'aver inserito in una busta termica che aveva riposto sotto il carrello anche un barattolino di crema. L'imprenditore di Borso del Grappa ad inizio settimana ha raggiunto il supermercato Alì di San Vito al volante del suo SUV, ha fatto la spesa e poi si è diretto alle casse. Il suo atteggiamento ha però destato qualche sospetto, tanto che ad un tratto, dopo aver pagato, la guardia giurata gli ha chiesto di aprire quel sacchetto. Dentro c'erano fiorentine, controfiletto e bistecche per un valore di oltre 100 euro. Me ne sono dimenticato, ha spiegato l'uomo, non volevo certo rubarle. La giustificazione non ha però convinto i poliziotti del commissariato, che lo hanno denunciato proprio perché nel sacchetto, che non avrebbe fatto suonare l'allarme antitaccheggio, è stato ritrovato anche un vasetto di crema per le mani. Evidentemente la giustizia non guarda in faccia nessuno, giustamente si è proceduto nei suoi confronti per reato contestato. Per l'uomo i guai potrebbero essere solo all'inizio. Adesso stiamo verificando la posizione anche di carattere amministrativo del soggetto e qualora dovesse esserci gli estremi proporremo al questore anche un foglio di via da Bassano. Un paese che ringiovanisce, una città che ringiovanisce, ma anche una commovente storia di calcio e poi il nostro viaggio nella Grande Guerra. Tutto questo dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio, Telegiornale di Treviso non è solo una marca che invecchia, c'è anche un comune che ha un record di giovani in rapporto alla popolazione. Casale facciamo 13.000 abitanti, di cui 2.600 under 18. A Casale un cittadino su 5 ha meno di 18 anni, quasi un record considerando l'invecchiamento dilagante in tutta la Marca. Il 20%, quasi il doppio rispetto ad esempio Treviso, città dove l'età media è quasi 50 anni e gli over 65 sono il doppio rispetto ai giovani fino ai 14 anni. Qual è il segreto? Molto concorre il buon rapporto economico per case e appartamenti legato al nuovo assetto edilizio di capoluogo e frazioni. Noi dobbiamo assolutamente andare a proteggere l'utente debole, il pedone del ciclista. Nel nostro centro storico versano circa 1500 giovani ragazzi che vanno a scuola e quindi la grande sfida è rendere in sicurezza il centro storico del paese. Di sicuro sono diverse le giovani coppie, ma anche i single che hanno investito su Casale, vuoi per le occasioni ma anche per una certa comodità nell'utilizzo dei grandi assi viari dell'autostrada verso Trieste e quello del passante di Mestre verso Milano. A questo va sommato, secondo Giuliato, il progetto verde del dopo Coveri. Inizia un'epoca in cui giustamente c'è una riqualificazione del territorio e oggi come oggi, soprattutto nella nostra zona dove il Sile è un giacimento naturale chiaramente tra virgolette da sfruttare, lì dobbiamo pensare a qualcosa di turistico. Insomma infrastrutture, ma anche qualità della vita in un territorio più verde sono la chiave del successo giovane di Casale, che punta in alto anche sulle autostrade per sconfiggere smog e polveri sottili, chiedendo agli altri sindaci di lasciare da parte la politica e di pensare tutti al bene comune. Si può parlare anche di liberazione delle autostrade, in quanto il sottoscritto ancora a luglio del 2017, grazie al prefetto, ha inviato l'invito al Ministero per liberalizzare il tratto Miolo-Quarto d'Altino. Però si fa tutti assieme. Ed ora la storia di una squadra di calcio, di un quartiere e soprattutto di un allenatore che nonostante non ci sia più da 20 anni rimane nei cuori di chi ha guidato. Ieri sera dopo tanti anni i suoi ragazzi si sono ritrovati per ricordarlo, assente giustificato, un volto che tutti conoscono ma non per i tiri in porta. Beppi Toscan è stato nella mia ventennale carriera di calciatore, è stata una figura fondamentale e lui è una persona di una straordinaria umanità, veramente, mi prendeva sempre in giro perché ero l'unico che parlava in italiano e non in dialetto. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone. Marco Goldin, uno dei ragazzi di Giuseppe Toscan, l'allenatore da Porto di Fiera che ha fatto diventare uomini tante generazioni di giovani che hanno trovato nello sport una scuola di vita. Molti lo hanno paragonato a Nereo Rocco per quella generazione di selezionatori dove l'occhio e il cuore contavano di più dei tabellini al computer. E in queste foto ingiallite c'è il sudore, le corse, ma anche l'energia e la spavalderia di quegli anni, di quando di anni ne hai forse 20 e pensi di spaccare il mondo. E Beppi ti insegnava che la strada non era quella lì, ma la pazienza, la costanza negli allenamenti e soprattutto il sentirsi squadra. Una lezione che i suoi ragazzi hanno imparato così bene che a distanza di quasi 20 anni dalla sua scomparsa, ieri sera si sono trovati tutti per ricordare assieme alla famiglia non il mister, ma semplicemente il loro Beppi. De Beppi che c'è tanti ricordi. Una volta siamo andati a giocare su un campo stretto e ho detto partiti larghi e mi ho detto Beppi ma il campo è stretto, allora tutti in mezzo. Sudore ma anche ironia, perché per Beppi la prima lezione dello sport è vivere sempre col sorriso, anche quando ti capita un'espulsione. Una volta si cascaia contro Bonacina, lo chiamava perché era stato espulso dall'arbitro e allora che dice Bonacina cosa che tu hai fatto? E io ho detto Beppi, e che ho detto mi gaspua su noccio non avevo più visto che avevo dato il sciafone. Anni in bianco e nero di un'umanità in campo e nella vita che forse non c'è più. Per questo la compagna di una vita, i figli e gli amici hanno voluto rintuzzare la brace della memoria. Abbiamo proposto questa cena per ricordarlo di tutte le battaglie che abbiamo fatto assieme. E per ultimo il portiere, grande e grosso, che con le mani come badili parava davvero tutto. E da portiere, nonostante gli anni, continua a difendere la porta dei ricordi che porta al suo Beppi. Cosa vuoi ti dica Beppi? Attento, a Cheba che attendo, perché mi diceva sempre tende che a Cheba e mi sono ancora io tende che... Ciao Beppi! Non aver paura di tirare in calcio di rigore. Ancora ricordi ma non calcistici, ricordi della Grande Guerra nel nostro viaggio del sabato. Oggi vi presento questa croce in rame
che non è una croce di guerra, ma una croce episcopale, cioè religiosa. Racconta due vicende questa croce di rame trovata dal signor Giuseppe ai piedi della Tofana. Guerra di montagna, di freddo e di stenti, dove la vita poteva finire sotto i colpi dei cecchini, ma anche per malattia o travolti da qualche slavina. Anni terribili, dove l'unica speranza dall'una e dall'altra parte del fronte era la fede. Credendo che fosse una normale croce di guerra, invece è tutta un'altra storia, una storia dei 1100 anni. Una croce di fede in ricordo del vescovo di Augusta, oggi l'attuale Augsburg, al quale gran parte dei contadini tedeschi diventati soldati cattolici nell'esercito del Kaiser erano profondamente devoti. Perché questa era portata in tutte le case, loro avevano questa croce per poter vivere contro le malattie, come descrive il foglio, contro topi, malattie e spiriti. Un oggetto rarissimo ed estremamente personale, veniva portato al collo, cucito nei vestiti, per essere sicuri di non perderlo negli assalti. Ed è proprio per questo che il punto dove è stato ritrovato racconta un'altra vicenda. Vuol dire che qualche prigioniero austriaco catturato o ferito nelle Tofane è stato portato giù all'ospedaletto di Vervei, che era un grande accampamento italiano con un ospedale da campo. Un soldato nemico dunque, curato dai nostri medici, per un segno di umanità davvero rara in quegli anni terribili. E allora, guardando questa croce di guerra e di fede, per Giuseppe Favero il pensiero non può che andare ai soldati di tutti gli schieramenti, perché al di là della casacca e della trincea, di fronte alla morte, sono stati davvero tutti uguali. Questo oggetto, secondo me, ci insegna che anche i soldati nemici, ma alla fine e anche noi italiani eravamo tutti della stessa, nel finale eravamo tutti che cercavamo di essere, come si dice, protetti da qualcosa, da qualcuno. E continuate come sempre a segnalarci i vostri oggetti, i luoghi, i simboli della Grande Guerra. Lo potete fare come sempre a un luogo, un oggetto, una storia, con un SMS e un WhatsApp al 340 321 8728, ripeto 340 321 8728, oppure scrivendo una mail a treviso@antena3.it. Siamo davvero in chiusura, solo per ricordarvi un evento benefico di domani a partire dalle 16 al Teatro Eden, il concerto di beneficenza per l'unità emato-oncologica pediatrica dell'ospedale Cafoncello di Treviso, una serata con protagonista l'orchestra Ottoni di Marca, diretta dal maestro Luciano Melchiori, prevista la partecipazione straordinaria anche della soprano Carlotta Melchiori, il coro Sante Zanon di Treviso diretto dal maestro Luigi Bianchini, tema musicale con musica moderna e musica classica. L'ingresso è libero con offerta responsabile, nella considerazione che il totale ricavato sarà devoluto all'AIL di Treviso per l'unità emato-oncologica pediatrica dell'ospedale Cafoncello di Treviso. È davvero tutto, allora vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Qualche locale nevicata a bassa quota su alcuni settori delle nostre regioni. Vediamo dove sarà maggiore la possibilità che si verifichi nel dettaglio di domenica 25 febbraio. Sul Veneto la nostra grafica ci mostra la possibilità che localmente si verifichi del nevischio fino in pianura, specie nella prima parte della giornata. Col passare delle ore, generale miglioramento. Vediamo le temperature che risulteranno essere in generale calo, con le massime che saranno comprese tra lo 0 e i 3 gradi, valori minimi sotto 0 tra meno 7 e meno 4 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Tempo asciutto e stabile sulla nostra regione, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, tuttavia non sono previsti fenomeni degni di nota. Anche in questo caso le temperature saranno in calo, con le massime comprese tra meno 1 e 1 grado, minime tra meno 5 e meno 6 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Possibili nevicate fino a bassissima quota, ma migliora via via col passare delle ore. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso.
Temperature via via più fredde, con le massime che si attesteranno tra i 4 e i 6 gradi, minime intorno ai -2 gradi. Il mare sarà molto mosso, localmente mosso, nel Golfo di Trieste, i venti molto forti da nord-est. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.